Eder. McAllister. Una donna di 89 anni è stata tristemente ritrovata senza vita nella sua abitazione di Pantianicco. Il personale dell'automedica è stato testimone di una scena scioccante. Sul corpo ferite profonde alla testa hanno portato a pensare ad un omicidio. I carabinieri della locale compagnia sono stati immediatamente allertati ed hanno avviato le prime indagini sul luogo del ritrovamento. Il magistrato di turno è stato prontamente informato ed è giunto sul posto per coordinare le operazioni investigative. Il procuratore di Udine, Massimo La, ha confermato all'ANSA il tragico ritrovamento e la presenza di elementi che portano a ipotizzare un'azione violenta. Al momento sulle indagini vige il massimo riservo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.